Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Tragedia per la droga a Catania. Un uomo che voleva a tutti i costi i soldi per il crack colpisce a coltellate la madre, riducendola in gravi condizioni. Il crack, dramma dei nostri giorni, come l'eroina degli anni 70, il farmacologo, il consumo di questa droga in Sicilia è raddoppiato in un solo anno. Corruzione e frode all'Unione Europea, 4 arresti domiciliari, nuovamente coinvolto l'ex senatore alcamese Papania, già in carcere per scambio di voto politico-mafioso. Santa Maria di Licodia, il proprietario di un'azienda agricola, dopo numerose intimidazioni, non si piega e denuncia: io resto qui. A Palermo la mafia fa ancora paura, un'altra famiglia rinuncia alla casa sequestrata al boss per le minacce dei familiari del padrino. Catania invasa dalla spazzatura, duro sfogo del sindaco trentino, raccogliamo 23 ore al giorno, dice, rifiuti abbandonati ovunque in modo scriteriato, non esistono rimedi ai comportamenti indegni di un'ampia parte della cittadinanza. Perché rifiutarsi di cambiare? Chiede il sindaco. La Sicilia a secco. Nel Nisseno il sindaco di San Cataldo, senza acqua anche oggi, scrive alla Meloni: voglio sospendere il pagamento delle bollette. Catania, arrestate 6 persone che mettevano in commercio gasolio per uso agricolo evadendo IVA e accise. Sequestrati 41.000 litri di carburante. Calcio, il Palermo che non può più sbagliare dopo la sosta gioca a Modena, con Brunori probabilmente in panchina. Pochi cambi in formazione per il Catania in occasione della trasferta di Foggia. Bentrovati. A Catania la madre gli nega i soldi per il crack e lui la accoltella. La donna, colpita da decine di fendenti, è ricoverata in gravi condizioni al Garibaldi. Il figlio è stato arrestato in flagranza di reato. In mano aveva ancora l'arma insanguinata. Tonino De Mana. Le condizioni della signora in questo momento sono stabili rispetto a quelle di questa notte, ma comunque la prognosi resta sempre riservata. Ha inferto decine di coltellate alla madre, colpevole solo di aver negato i soldi per acquistare droga. Una donna di 62 anni residente nel quartiere Cibali è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Garibaldi di Catania per essere stata colpita con numerosi fendenti all'addome, agli arti inferiori e alle braccia, forse nel disperato tentativo di proteggersi dalla furia omicida del figlio. A lanciare l'allarme è stato l'altro figlio che si trovava in casa al momento dell'aggressione. Segnalato l'accaduto al numero unico di emergenza 112, sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti delle volanti che hanno arrestato il 32enne in flagranza di reato. L'accusa è di tentato omicidio. Secondo quanto si è appreso all'arrivo dei soccorritori e delle forze dell'ordine, l'aggressore aveva ancora l'arma insanguinata in mano. La signora è giunta questa notte in gravi condizioni di salute con delle lesioni d'arma bianca multiple al torace e gli arti superiori. Dopo essere stata inquadrata dal punto di vista radiologico con dei esami strumentali, è stata suturata e stabilizzata, infatti ha eseguito una trasfusione di sangue. La vittima è costantemente monitorata dai medici che ancora non hanno sciolto le riserve sulla prognosi. È il crack, il dramma del nostro tempo, che ha superato per numero di assuntori e di vittime anche l'epidemia da eroina di qualche anno fa. Il farmacologo dice: il consumo è raddoppiato in Sicilia in un solo anno e gli effetti su chi lo assume sono rapidi e devastanti. Roberta Lunghi. L'uso del crack è in grandissima crescita, è diventato veramente un dramma, ha superato per numeri dal punto di vista epidemiologico l'uso dell'eroina che si era registrato all'inizio degli anni 70. Raddoppiato in un solo anno. Il crack, la cocaina dei poveri, è venduto anche a dosi da 5 euro nei vicoli, nel capoluogo siciliano in particolare. Sta ormai sostituendo l'uso di marijuana e hashish, consumando le vite dei giovani. Devastanti gli effetti. Il crack è una preparazione di cocaina che consente un rapidissimo assorbimento a livello cerebrale. Nell'arco di 1 minuto nel cervello aumentano rapidamente le concentrazioni di dopamina con gravi effetti a livello psichico.
sintomi psicotici, deliri, allucinazioni, aggressività. E inoltre l'uso di questa sostanza è aumentato negli adolescenti, dove maggiormente induce il rischio di dipendenza e un grave danno cognitivo permanente, il concetto di neurotossicità, la sostanza d'abuso che altera il funzionamento cerebrale e riduce il nostro funzionamento cognitivo. Se nel 2017, secondo le stime dell'ASPA, i consumatori andavano dai 16 ai 26 anni, la forbice degli assuntori oggi si è abbassata fino ai 10-12 anni. A preoccupare anche i tanti neonati ricoverati in ospedale per intossicazione dovute all'ingestione di sostanze stupefacenti. Vuol dire che vivono in abitazioni dove la droga è a portata di mano, o ancora peggio, che le madri continuano a drogarsi anche in gravidanza. Le stime del Tribunale dei minori parlano di 2 casi ogni 7 giorni in tutto il distretto, tra Palermo, Trapani e Agrigento. Le altre notizie: i soldi europei destinati alla formazione professionale usati come un bancomat. Finisce nuovamente nei guai l'ex senatore di Alcamo Nino Papania, già in carcere con l'accusa di voto di scambio politico-mafioso. Per gli investigatori è lui il ideatore dell'illecito. Laura Spanò. Un sequestro da 9 milioni di euro, 4 provvedimenti di arresti domiciliari, 10 misure interdittive, ma gli indagati sono in tutto 24. È il bilancio di un'indagine della Procura Europea e dei PM di Trapani e Marsala su un giro di corruzione e su una frode all'Unione Europea che vede coinvolto l'ex senatore alcamese Antonio Papania tra i destinatari del provvedimento restrittivo e alcuni consiglieri comunali del trapanese e palermitano. L'inchiesta riguarda 2 centri di formazione. Gli indagati avrebbero utilizzato indebitamente più di 8,7 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo destinati alla formazione professionale. Il denaro sarebbe stato dirottato per spese personali e per il movimento politico Via di Papania per aumentare il consenso elettorale. I reati contestati: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, corruzione, malversazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Oltre a Papania, un ruolo chiave avrebbero avuto Ignazio Chianetta, ex allenatore di calcio del Dattilo e Mazzara ed esponente del movimento Via di Marsala, Manfredi Vitello, consigliere comunale a Cinisi, e Angelo Rocca, responsabile provinciale del movimento Via. Il lavoro degli investigatori delle Fiamme Gialle arriva a pochi giorni dall'operazione antimafia della polizia, dove Papania era stato arrestato per scambio elettorale politico-mafioso. Secondo la ricostruzione dei PM europei Calogero, Ferrara e Amelia Luise, la formazione professionale sarebbe stata usata come un bancomat dalla politica e luogo di privilegi per poche persone. Accertato come parenti e amici, pur non avendo le competenze necessarie, avrebbero ottenuto lavori, nomine e promozioni negli enti di formazione in cambio del sostegno elettorale. Santa Maria di Licodia, non si piega il proprietario dell'azienda agricola che ha denunciato numerose intimidazioni nel giro di pochi giorni. Denuncia, anzi, io resto qui. Luca Ciliberti. Non ho avuto messaggi da nessuno, io sono qua stato a disposizione di tutti, amico con tutti, da qualsiasi punto di vista. I cani uccisi, le caprette rubate, gli ulivi tagliati, un casolare dato alle fiamme. E stamattina l'ultima sorpresa, il sospetto che il raccolto degli ortaggi sia stato avvelenato con il fertilizzante. Qualche piccolo furto negli anni passati c'è stato, ma si aprono la porta, si portano, che ne so, un'attrezzatura che è posata qua all'interno, queste cose qua. Infatti uno se lo aspetta, ma una cosa di questo tipo, con questa ferocia, io non l'ho mai vista finora. L'azienda agricola di Nino Scarcepiano nel fine settimana è stata presa di mira. Danni e intimidazioni che lo hanno spinto a denunciare per paura di perdere tutto. Quindi questo qua io non so che fine farà, non lo so, non ho avuto neanche il tempo di liberare il passaggio, perché a cosa mi devo dedicare? Libero il passaggio, mi vado a lavorare, non lo so. Camminando abbiamo visto dei bossoli per terra, di chi sono? Allora, parecchi sono vecchi perché qua ci vengono a caccia. Quindi, ma tutti quelli che hanno, la maggior parte di quelli là che abbiamo trovati sotto i punti di riferimento hanno sparato e li hanno portati via i carabinieri. I carabinieri stanno lavorando con la massima serietà, io ho fiducia in loro. Io quello che chiedo è che la mia azienda venga protetta da questo punto, perché giustamente tutte queste incursioni, io alla mattina arrivo qua, sono 4 giorni, 5 giorni che non posso lavorare. Voi adesso avete paura a venire qua o no? No, assolutamente, io devo continuare il mio lavoro. Allora, dire proprio paura, un poco no, anche perché quando veniamo, se veniamo assieme tranquillamente, ci stiamo venendo anche tutti i giorni, proprio per dire non ci arrendiamo.
Questo è il coraggio a Santa Maria di Licodia. A Palermo il boss invece fa ancora paura. Anche una quarta famiglia rinuncia alla casa tolta al capomafia di via Decollati. L'abitazione è nel mirino dei familiari del padrino Leonardo Algeri. I familiari vivono a pochi metri da quella casa. Marco Gullà. Nessuno vuole entrare in quell'immobile. È la sintesi amara dell'appartamento confiscato alla mafia al Civico 30 in via Decollati a Palermo. Anche la quarta famiglia assegnataria del bene dopo le pressioni della famiglia del boss Leonardo Algeri, ex proprietaria dell'immobile, ha rinunciato. Non ce la sentiamo di mettere a rischio la vita dei nostri figli, hanno detto. Don Ugo Di Marzo, sacerdote dello Sperone che in questa vicenda ha svolto il ruolo di mediatore, non usa mezzi termini e dice: la mafia ha vinto sullo Stato. Lo Stato ha mostrato tanta forza in via Sperone 6 alcuni mesi fa per uno sgombero di 3 famiglie che avevano occupato 3 immobili confiscati ma non erano collegate con il mafioso. Qui dove invece una famiglia ha avuto il diritto di assegnazione entra e viene minacciata, viene costretta a uscire da tanti fattori che chiaramente le forze dell'ordine stanno verificando, questa famiglia oggi è costretta a rinunziare. Ieri hanno rinunziato perché? Perché hanno paura di stare lì in quel contesto, in quelle condizioni, se non c'è un'adeguata sicurezza garantita. E lo Stato cosa ha garantito? Le control room attorno all'appartamento, come se queste persone dovessero andare lì a vivere domiciliari. Una vicenda che sembrava essere giunta ai titoli di coda quando il Comune aveva iniziato i lavori di ristrutturazione per permettere alla famiglia assegnataria di accedere il prima possibile. Adesso invece la rinuncia fa scattare un nuovo allarme. Il Comune di Palermo è pronto a poter assegnare l'immobile, non appena il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza lo deciderà, al nucleo che viene in graduatoria per le emergenze abitative e con la quale abbiamo già avuto i contatti. Non possiamo che accettare la decisione del nucleo precedente che ha subito l'intimidazione ed è particolarmente coinvolto di avere un ripensamento sull'andare lì, ma il Comune di Palermo procede con lo scorrimento della lista e ha già trovato il soggetto che può sicuramente andare a stare lì. Adesso c'è da attendere cosa deciderà la nuova famiglia in graduatoria, rinunciare o vivere in un contesto che potrebbe essere ostile? Beh, naturalmente ci auguriamo che questo scandalo che non finisce abbia finalmente fine e ci sia la giusta sicurezza per la famiglia assegnataria. Andiamo a Catania, invasa dalla spazzatura. Duro sfogo del sindaco trentino. Raccogliamo 23 ore al giorno, rifiuti abbandonati ovunque in modo scriteriato. Non esistono rimedi ai comportamenti indegni di un'ampia parte della cittadinanza. Perché rifiutarsi di cambiare? Ascoltiamo Trentino al microfono di Simona Mazzone. Se uno vede l'orario in cui l'ho scritto forse comprende la ragione di questo mio sfogo, di questo mio malessere. Io vedo da un lato numerosi turisti che sono solo una minima parte di quelli presenti in città, noi che potremmo vivere di un'economia ben più florida grazie alla loro presenza, ma che quasi cerchiamo di scoraggiare queste presenze affidandoci al degrado. È solo pigrizia, non lo so, è indolenza, ignavia, incuria, stupidità. Nei momenti in cui ci stiamo cercando di compiere il massimo sforzo, vedere che però non solo non riusciamo a ottenere risultati, ma che quasi c'è un aumento di questo indifferenziato, di questi ingombranti, che significa anche un aumento dei costi e quindi l'insostenibilità di queste spese supplementari. Beh, tutto questo mi fa pensare che è come se ci volessimo fare del male. L'organico in forza in questo momento nella Polizia Municipale non basta. Con l'arrivo di nuove unità potrebbe cambiare la situazione dal punto di vista del controllo e della repressione? La mia intenzione, incamerando queste 200-229 risorse, mi auguro che siano già attive nella prossima primavera. È chiaro che almeno all'inizio ci sarà un piano Marshall destinando una settantina di loro per una rotazione importante che faccia sentire la loro presenza sul territorio. Non è la repressione che ci salva, è chiaro che noi la portiamo avanti, la attiviamo, la dobbiamo alimentare, ma è solo la prevenzione, è l'idea di far parte di squadre che può cambiare questa città, perché tutti quelli, ribadisco, tutti quelli che abbandonano i rifiuti appena vanno altrove improvvisamente diventano cittadino modello. Ma siamo veramente così idioti? Ecco il duro sfogo del sindaco di Catania. Sgomento e stupore ad Agrigento per il femminicidio di Solero nell'Alessandrino. Prima notte in carcere per Giovanni Salamone che ha ucciso la moglie a coltellate.
Davide Sardo. Agrigento è sotto shock per il femminicidio di Solero in provincia di Alessandria, che ha coinvolto una coppia molto conosciuta e apprezzata in città. Giovanni Salamone, imprenditore agricolo, ha ucciso con 6, forse 7 coltellate la moglie Patrizia Russo, insegnante di sostegno. Tra gli amici serpeggia sgomento e stupore per l'efferato delitto. Tanti hanno conosciuto Patrizia e chi le stava accanto non ha mai percepito malessere e problemi familiari. Io personalmente, come professionista e come madre, ho avuto modo di conoscere l'insegnante Patrizia Russo. È l'ennesimo femminicidio che si consuma fra le mura domestiche. Non c'era stata nessuna denuncia, non c'era stato nessun segnale, evidentemente tutto era stato circoscritto nelle mura della propria casa. Questo ci fa capire che dobbiamo denunciare al primo segnale. Non dobbiamo stare in silenzio, ma dobbiamo, ripeto, denunciare già quando c'è un primo segnale, non dobbiamo trascurare niente. Giovanni Salamone ha trascorso la prima notte nel carcere di Alessandria. Nel corso dell'interrogatorio ha riferito agli inquirenti di aver commesso una sciocchezza perché depresso, ma non ha fornito un reale movente. Avrebbe però raccontato di problemi economici in famiglia, di un grosso debito da saldare e di non reggere la lontananza dalla moglie. Sicilia a secco, nel Nisseno cresce il disagio per le famiglie senza acqua anche oggi. Il sindaco di San Cataldo, comparato, non ci sta e scrive alla Meloni: chiedo di sospendere il pagamento delle bollette. Giusy Lazzara. Per una crisi senza precedenti, provvedimenti speciali. È ormai arrivato a un punto di non ritorno la carenza idrica che colpisce soprattutto Enna, Agrigento e Caltanissetta. In questa provincia, San Cataldo, poi, non bastava averla a singhiozzo ogni 6 giorni. Ancora oggi, per un guasto nelle pompe di pescaggio nella diga Ancipa, rubinetti a secco. Nel frattempo le famiglie sono sempre più esasperate, stanche di ricevere le bollette per un servizio inesistente. E non ci sta anche il sindaco che ha scritto alla Meloni. Prevedere la sospensione delle bollette per il periodo di crisi e allo stesso tempo stabilire delle modalità delle agevolazioni, delle modalità di abbattimento delle tariffe per il periodo in cui i nostri concittadini stanno vivendo questa crisi idrica. E c'è anche chi specula, sempre più frequenti sequestri di autobotti di contrabbando che vendono a peso d'oro l'acqua. Intanto è bagarre tra il presidente della regione Schifani e il ministro della protezione civile Nello Musumeci. La regione, alla richiesta di Musumeci che chiedeva il piano anticrisi, ha risposto che è avviata la seconda fase con 200 interventi e 8 milioni di euro stanziati. Catania, dopo le sollecitazioni degli abitanti di Santa Maria Goretti, allarmati per il rischio esondazioni e in seguito a un nostro servizio denuncia, sono finalmente iniziati i lavori per la pulizia del torrente Forcile, nella zona dell'aeroporto. Eccoli qua, li vedete. Da questa mattina Ruspe è in azione per liberare il corso d'acqua dalla vegetazione incolta. Saranno necessari alcuni giorni per portare a termine le operazioni di bonifica che sono indispensabili anche in vista delle possibili e intense precipitazioni piovose che sono previste. La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato 6 persone che mettevano in commercio su vasta scala gasolio per uso agricolo evadendo IVA e accise. Sono stati sequestrati 41.000 litri di carburante. Giusy Lazzara. Commercializzavano in vasta scala in Sicilia quantitativi di gasolio agevolato a uso agricolo, evadendo IVA e accise. L'inchiesta della Procura di Catania ha portato all'esecuzione di misure cautelari per 6 persone e al sequestro dei beni nei confronti di 15 indagati. I reati ipotizzati a vario titolo sono di associazione a delinquere, sottrazione fraudolenta all'accertamento e al pagamento delle accise su prodotti energetici, emissione di fatture per operazioni inesistenti, frode in commercio e autoriciclaggio. Sequestrati 41.000 litri di carburante, beni per 2 milioni di euro e 6 depositi di stoccaggio di prodotti energetici coinvolti nell'inchiesta sulle frodi. A eseguire nelle province di Catania, Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Ragusa le misure cautelari emesse dal GIP sono stati 45 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, con la collaborazione di funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Gruppo Operativo Regionale Antifrode.
È il momento della nostra breve pausa, tra poco per il calcio il Palermo, che sabato a Modena non può più sbagliare, e il Catania che punta alla terza vittoria fuori casa. State con noi, vi aspettiamo. Vediamo il TG con il calcio. Palermo scalda i motori in vista del ritorno in campo dopo la sosta rosanero sabato a Modena. Dionisi in sala stampa. Il modulo non è un problema. Marco Gullà. Fuori casa il Palermo ha un'altra marcia. Le uniche vittorie in campionato sono arrivate proprio fuori dal Barbera e a 2 giorni dal match che la formazione siciliana giocherà fuori casa a Modena l'attenzione è altissima perché il Palermo non può più sbagliare. Particolare attenzione anche sulle prime partite. Dionisi parla di un rendimento al di sotto delle sue aspettative, ma i miglioramenti ci sono e la squadra deve crescere in mentalità. E poi tema modulo. Premesso che non esiste un problema di modulo, ma esiste eventualmente un problema di essere efficaci. In questo momento con la palla in fase offensiva lo siamo stati magari meno di quello che abbiamo prodotto, ma abbiamo la qualità per rimettere a posto i numeri. Diverso invece a livello difensivo stiamo cercando un migliore equilibrio possibile, fermo restando che poi, come dicevo tante volte, in ogni partita le occasioni all'avversario si concedono, vuoi perché sbagli qualcosa, vuoi perché c'è la qualità degli avversari, però sicuramente la partenza è cercare di mettere i giocatori nelle migliori condizioni, a loro più simili per le loro caratteristiche. Dubbi di formazione, Brunori va verso la panchina, in difesa conferma per la coppia Nicolao-Banica. Squadra che vince non si cambia, potrebbero essere poche le modifiche in casa rossazzurra in vista del match di Foggia che sarà vissuto all'insegna del dolore per la scomparsa di 3 tifosi rossoneri. Intanto i rossazzurri si godono il nuovo inglese. Marco Carli. Sempre sul pezzo, la faccia di Toscano durante gli allenamenti dice tutto, così come il suo atteggiamento nel corso delle sedute con i suoi calciatori. Lo si vede dalle immagini diffuse dai canali social del Catania, un allenatore sempre nel vivo che tiene alta l'intensità e di conseguenza porta i giocatori a dare il massimo. Ecco da dove arriva la fiducia della società, oltre che dai risultati. Un club che ha onorato tutti gli impegni e le scadenze con la FIGC fissati per il 16 ottobre. Insomma un periodo sereno sotto molti aspetti, in cui il sorriso torna a fare capolino anche per l'inglese che ha segnato 3 gol, che torna a sentirsi importante e che valuta così lo spirito della squadra. Lavoriamo in settimana bene, è frutto di un allenatore che ci tiene sempre sul pezzo, quindi è sorprendente, ma è anche frutto del lavoro quotidiano che stiamo facendo con grande impegno e soprattutto grande sacrificio da parte di tutti. Rossazzurri attesi adesso a Foggia, su un campo ostico per natura, in un momento molto difficile per i rossoneri che hanno patito la perdita di 3 tifosi di ritorno dalla trasferta di Potenza. Ecco perché la gara di domenica comincerà con 3 minuti di ritardo in memoria di chi non c'è più, con l'intero incasso devoluto alle famiglie delle vittime. Allo Zaccheria trasferta vietata ai tifosi etnei, il Catania potrebbe anche non cambiare molto rispetto all'ultimo 11 di partenza in cui potrebbe nuovamente figurare Luperini. C'è tempo per Toscano per lavorare sulla sfida in attacco a un inglese in più che si diverte giocando. Giocare con i compagni e giocare per i compagni. Ripeto, ho sempre messo il risultato alla fine, non il risultato per me stesso, il gol. Ho sempre messo il risultato della squadra davanti a tutti. Noi ci fermiamo qui, il prossimo appuntamento è alle 20. Grazie e buon pomeriggio.